Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Veneto 1 con voi, ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e ben ritrovati anche a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali social e i nostri canali video. Oggi parliamo di tecnologia e in particolare di tecnologia che può essere indossabile da ognuno di noi. Parliamo di quei dispositivi che in qualche modo sono in grado di raccogliere e di trasmettere dei dati, ma parleremo anche di privacy, perché naturalmente quando noi indossiamo uno di questi dispositivi e siamo impegnati per esempio in una performance, in una corsa, e questi dispositivi raccolgono e possono trasmettere dei dati relativi alle nostre prestazioni, al nostro stato di salute e naturalmente dati che in qualche modo devono essere protetti o devono essere tutelati, quindi fanno parte della categoria delle informazioni per così dire sensibili di una persona. E lo facciamo con Lucia Bressan, avvocato e founding partner dello studio Bressan di Treviso, che saluto e ringrazio per essere qui nei nostri studi. Grazie avvocato e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E l'occasione per parlare di questo tema, lo vedete anche il titolo, Wearable Device, obblighi, opportunità e business, è anche il convegno di Assosport in cui si parlerà proprio di queste cose e questo è il titolo. Allora, avvocato, per far capire ai nostri radioascoltatori e al nostro pubblico, parliamo di wearable device, la traduzione dall'inglese sono dispositivi indossabili. Ecco, ma che cosa sono questi wearable device? Allora, wearable devices in realtà sono dei dispositivi che vanno inseriti all'interno di prodotti di uso comune, fondamentalmente di uso quotidiano, e che in realtà contengono a loro volta una tecnologia, tant'è vero che spesso e volentieri si parla proprio di tecnologia indossabile in questo senso. Questa tecnologia è composta da sensori che raccolgono in tempo reale delle informazioni che riguardano la persona o la performance o altri dati fondamentalmente. Questi dati vengono raccolti durante l'attività ed elaborati danno alcuni risultati. Ovviamente questi dispositivi funzionano in connettività, cioè devono essere assolutamente wireless, quindi in realtà proprio perché li raccolgono in tempo reale e comunicano in tempo reale, nella piattaforma che sarà collegata o comunque nel dispositivo che poi andrà ad immagazzinare questi dati potranno essere poi raccolti, verificati e letti non solo dall'utente, in questo caso dal fruitore, ma anche da qualcuno dalla piattaforma con la quale poi è collegata. Prima di iniziare questa trasmissione parlavamo appunto del grande universo, della galassia, dell'Internet of Things, no? Sì. L'Internet delle cose, no? Ed è un tema di stretta attualità, è probabilmente il futuro, soprattutto legato ai problemi di come gestire la privacy, ma lei ci diceva che è un tema insomma nato più di 50 anni fa. Sì, si comincia a parlare di Internet of Things dal 1956, quindi non è proprio ieri, non è neanche un tema attuale come si può vedere. La particolarità è che non c'erano così tanti dati, quindi con una mole così importante di dati da poter poi elaborare quelli che erano appunto dei dispositivi, dei sistemi o delle applicazioni tali da poterli poi nella elaborazione tradurre in di statistiche o comunque delle rilevazioni importanti. Quindi oggi abbiamo una mole così importante di dati al punto di poter pensare che l'Internet of Things sia così applicato in dispositivi di uso quotidiano, ma ancor di più su prodotti che sono fondamentalmente proprio di uso comune, banale vorrei dire, una maglietta, una scarpa, un frigorifero piuttosto che un orologio, piuttosto che un braccialetto. Quindi Internet of Things è assolutamente collegato tra l'altro all'industria 4.0 e tutto ciò che ruota intorno, quindi con la raccolta di grandi masse di dati e l'intelligenza artificiale e questo. Avvocato, lei si occupa da più di 20 anni di diritto delle nuove tecnologie, è uno dei massimi esperti in Italia. Nel 2019 quindi ha ricevuto anche un premio come professionista dell'anno, Legal Community Award, esperta quindi in diritto del commercio internazionale. E parlando soprattutto relativamente alle aziende, il diritto lo studio, quindi le nuove regole che ci sono sulle tecnologie è il tema del futuro.
Sì, allora, diritto del commercio internazionale perché da 20 anni e diritto delle nuove tecnologie perché 20 anni fa le aziende hanno cominciato ad avere a disposizione quella che è la rete, quindi internet, utilizzato appunto per il commercio. Da quel momento i commerci e comunque le transazioni si sono spostate su un altro livello, quindi su una piattaforma digitale, quindi una realtà non avendo più confini, una realtà senza confini, e quindi abbiamo avuto il problema proprio della comprensione se la normativa applicabile esistente fino a quel momento fosse applicabile poi all'interno di queste nuove transazioni. Vero è che si è rivelato uno scambio continuo di dati e un crescente aumento di dati scambiati appunto in rete, al punto tale da avere il focus cambiato anche sulla condotta e sul comportamento di quelli che sono i consumatori in rete. Quindi significa che il dato della persona, quindi la persona fisica, quindi la sua condotta e la sua modalità anche di relazionarsi, ha avuto un ruolo e ha sempre di più un ruolo fondamentale nell'ambito dei consumers, quindi dei consumatori, quindi come si comportano i consumatori stessi. Che cosa significa questo? Che in realtà, proprio perché questo è diventato un elemento importante per capire come si comporta il commercio in generale, è vero che si è sempre più seguito la persona e quindi i dati personali del consumatore, in questo caso, o dell'utente della rete, sono diventati importantissimi. Ecco perché anche la normativa sulla privacy ha avuto una sempre maggiore importanza, e quindi la tutela della persona relativamente ai suoi dati personali ha avuto sempre più importanza. Quindi esisteva comunque la privacy fino a quel momento, perché è dal 96 e prima ancora esisteva appunto la normativa sulla privacy, tuttavia oggi ha un ruolo fondamentale. Perché? Perché questi dati circolano in rete e come tale dobbiamo avere la consapevolezza, noi consumatori in realtà, di sapere come sono trattati, e dall'altra parte lato azienda avere la consapevolezza di come li può trattare, proprio per evitare di incorrere in sanzioni o comunque gravi conseguenze giuridiche. E lei ha introdotto il tema della privacy, ha parlato anche delle sanzioni. Molto spesso le aziende vedono la privacy, quella del 1996 come ha detto lei, ma anche il recente regolamento europeo, come un peso, no? Come una burocrazia che cala all'interno della dinamica aziendale. Ma questo può essere invece, girando e guardando l'altra faccia della medaglia, anche un'opportunità, rivedere le dinamiche all'interno dell'azienda. Ecco perché forse si parla anche di business, o quantomeno può offrire dei vantaggi, delle nuove opportunità per un'impresa. Ma io credo che il regolamento sulla privacy abbia in particolare aiutato, secondo me, quella che è l'impresa italiana. Perché? Perché in qualche modo non era mai stato dato così importanza alla organizzazione interna e all'analisi di quelli che sono i processi e le procedure interne aziendali. Cosa significa questo? Che in realtà l'approccio del regolamento sulla privacy è un approccio risk-based, cioè un approccio che innanzitutto verifica il rischio e quindi richiede una consapevolezza molto forte da parte dell'azienda nel rischio che corrono i dati o le informazioni che ha l'azienda. E quindi sulla base di questo poi adottare tutte le misure atte a prevenire rischi, in questo senso rischi di intrusione, rischi di manomissione, rischi in qualche modo in maniera diretta e indiretta, gli interessati, quindi gli interessati stessi, quindi le persone cui i dati appartengono, cui i dati si riferiscono. Però ho sottolineato informazioni e dati, ciò significa che attraverso questo processo l'azienda ha la capacità, e quindi io dico è un'opportunità, perché ha la capacità di verificare anche tutte le altre informazioni aziendali, come sono allocate, come sono protette, e soprattutto quelle che sono il know-how, e quindi tutte quelle informazioni particolari che fanno il vantaggio competitivo di un'azienda. Quindi è un'opportunità, lo è stata e continua ad esserlo, proprio perché è uno strumento a quel punto per verificare l'azienda, i dati aziendali in generale, e come tali organizzarli e tutelarli, presidiarli e tutelarli. Ecco, quando lei parlava dell'Internet of Things, se ne parla dal 1956 e ha spiegato che la differenza tra quegli anni e adesso è che adesso ci sono questi big data, no? Per cui la privacy può fornire delle opportunità
e la gestione anche di questi big data che un'azienda Certo. ha. Infatti i profili aziendali di persone esperte nell'elaborare e nell'analizzare big data sono molto ricercati. Anche questa è un'opportunità, Certo. anche per questo nel titolo del convegno di mercoledì si parla anche di opportunità e di business soprattutto. Certo. Allora, tenendo presente una cosa, che quando parliamo di big data e quindi di Internet of Things ci riferiamo a dispositivi tecnologici che raccolgono dati e comunicano, trasmettono dati ad altre tecnologie. Quindi questo significa raccogliere dati di tipo tecnico, quindi anonimi, e dati invece di tipo personale. Quando parliamo di dispositivi wearable devices parliamo di dati biometrici, quindi legati alla salute. Vuol dire che categorizzare i dati diventa importante per capire se si è nell'ambito del regolamento comunitario e quindi con tutte le conseguenze e tutti gli obblighi, oppure invece al contrario non considerarli dati personali, quindi dati oggettivi, ma attenzione, devono veramente essere anonimi, non riconducibili per nessuna ragione alla persona, quindi al dato personale, e come tale non rientrare nell'ambito della normativa. Certo, se rientriamo nell'ambito del regolamento comunitario perché in qualche modo i dati sono riconducibili in maniera diretta o indiretta alle persone, ecco che rientriamo in una normativa veramente ferrea, perché in questi casi, cosa molto importante, è fare una analisi a monte, prima ancora di pensare a qualsiasi dispositivo, un'analisi a monte di quelli che sono gli impatti sui dati. Quindi l'approccio privacy by design e privacy by default è proprio nel studio, prima di mettere in commercio o comunque sviluppare questo dispositivo, capire quali sono i dati che sono raccolti, che tipo di dati sono raccolti e mettere in atto fin da subito quelle che sono le misure tali da tutelarli, prevenirli, quindi misure di sicurezza proprio per proteggerli. Ciò significa che non è un lavoro che va fatto dopo, ex ante, è un lavoro che va fatto ex post, come dicevo, ed è per questo che in qualche modo è un approccio risk-based, perché l'approccio è proprio focalizzato sul rischio in modo tale da evitarlo. Questo per la garanzia dei consumatori, perché attenzione, i consumatori devono avere la consapevolezza, vuoi per l'informativa, vuoi per un'informativa tra l'altro particolarmente pregnante e precisa, e vuoi per il consenso che deve essere dato in questo caso, perché attenzione, parliamo di dati biometrici se ci riferiamo a quei dispositivi che possono anche avere dei risvolti in qualche modo biomedicali, dati che possono essere sensibili o considerati sensibili o particolari, come dice adesso il regolamento. Quindi analizzare fin da subito gli impatti di queste tecnologie si rivela fondamentale. Senta, Avvocato Bressan, un'altra considerazione. I dispositivi che sono poi contenuti in vestiti, scarpe che indossiamo, immagino possono essere prodotti in uno Stato, anche fuori dall'Europa, commercializzati in Europa, piuttosto che indossati da uno che abita in Oceania o in America. Quindi entriamo in una dimensione che coinvolge l'intero mondo, quindi diverse legislazioni. Esistono delle regole uniche, oppure la difficoltà è capire anche i diversi stati e le diverse norme che ci stanno attorno a un oggetto e a chi lo usa? Certo. Allora, distinguiamo due cose. Un conto è la normativa sul prodotto e un conto è la normativa sui dati trattati. Quindi in realtà io posso produrre un prodotto in un paese al di fuori dell'Unione Europea dove non è il regolamento comunitario obbligatorio, ma tuttavia pensare che in realtà proprio perché tratta dati di appartenenti all'Unione Europea, a questo punto dovrà necessariamente essere prodotto e realizzato avendo a mente questo ultimo aspetto. Quindi può essere invece anche soltanto un'applicazione finale di quel dispositivo costruito sul territorio? In realtà entrano più normative in questo senso, perché in quel caso per esempio potrei avere una normativa molto ferrea sulla product liability, quindi sul prodotto, in questo caso dove è realizzato, nel paese dove è realizzato, se anche poi distribuito in quel paese, ma in realtà avere un altro piano che è quello appunto dei dati personali di un'altra giurisdizione o comunque di un'altra, in questo caso l'Unione Europea o per esempio anche gli Stati Uniti dove ci sono normative ad hoc, e allora devo pensare a quella diversa normativa. Dipende un po' da diversi stati, ma a seconda del focus sul quale in quel momento mi sto concentrando, cioè sul prodotto o sul dato personale.
Avvocato, le faccio l'ultima domanda che vuole anche riassumere. Lei dal suo osservatorio immagino conosca molto bene le realtà aziendali venete piuttosto che italiane, a cui fornisce insomma le sue consulenze. L'Italia è considerata, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie, il manifatturiero, un paese all'avanguardia, in grado anche di esportare. Parlando di privacy, parlando di Internet of Things, parlando delle tante norme che ci sono, qual è lo stato di salute, tra virgolette, delle nostre imprese? Ma se lo guardiamo dal punto di vista appunto privacy, bisogna capire una cosa. È stato un aspetto che è stato visto inizialmente come un adempimento formale ed è stato trattato come tale, cioè bisognava fare una nuova privacy, quindi come tale è stata richiesta la nuova privacy, giusto io lo chiamo adempimento desktop, quindi formalissimo. Nel tempo però si è capito che non bastava. Perché? Perché il momento storico che stiamo vivendo, proprio la rivoluzione digitale che stiamo vivendo, richiede necessariamente un approccio sistematico e un approccio basato sul rischio. Perché? Perché in realtà oggi fare impresa è diventato complesso e certamente organizzare l'azienda per procedure e processi si rivela indispensabile, ma anche molto utile proprio per le efficienze. Quindi in realtà in questo senso il GDPR, quindi il regolamento comunitario, ha dato un grande aiuto. Devo dire che chi in realtà in prima battuta ha fatto un adempimento del tipo formale, oggi perché fa altri percorsi proprio di sostenibilità piuttosto che di efficienza, piuttosto che altri non collegati necessariamente a questo, ritornano proprio a rivalutare quello che era l'approccio del regolamento, perché è un approccio che può essere utilizzato in maniera trasversale. Quindi, come dire, ancora una volta l'opportunità. Alcune aziende l'hanno capito, effettivamente l'hanno capito, però hanno fatto un salto culturale fondamentalmente. Ribadisco una cosa, che oggi il cliente o comunque la persona è al centro, quindi è al centro il servizio, è al centro la cura verso il destinatario finale del servizio e così via. Significa comunque focalizzarsi sulla persona, significa necessariamente avere dei dati sulla persona, della persona, e quindi come tale rientrare giocoforza nella normativa sul regolamento comunitario. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio l'avvocato Lucia Bressan per averci spiegato insomma questo tema che apparentemente può essere un po' ostico, può essere anche di difficile comprensione, ma che sicuramente rappresenta il futuro per chi indossa questi dispositivi, quindi per tutti noi, ma soprattutto anche per le nostre aziende. Grazie avvocato. Grazie a voi. Grazie anche a voi per l'ascolto sui 97.500, grazie anche per chi ci ha visto sui nostri canali video. Alla prossima, arrivederci. Grazie, arrivederci. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.